Buonasera a tutti, siete voi, tenore la veoie di primo di aprile, 2020, Kimbe, pische non napo preparato, pische di aprile, ma non lo cocchiamo a mezzodì. Bene, vediamo come si presenta Sadie, che in questo bello che ho sopra, dico, ecco qua, questa è Saida, guardate come viene illuminata, se chiede salva, la Vina già a largo, insomma, in pala già de sa zona de Gurumuru, un canto de Goreai e così via. Tanto bello scosa da chi ha che in parte de Saida nostra. Ecco qua una fotografia del Pusacurso, poi spacco a Campo Largo. E di di tornare sul Saravallo de oggi è 2 gradi, quindi va freddo, al massimo è 4 gradi temperatura minima, andiamo risparazzato fino a Sasonni che poi un pacchetto cocolato, ma poca roba, quindi una bella dia deve essere oggi è crasa, pacco preso manco una mattina cosa solo chi non mostra tabba dai saldecche a mezzodì. 2 gradi in poso, battore di grado e 7 gradi sa minima, quindi sul tempo di scambiarne. Boldo, toccamento, allora no che mi manca una cosa, ho toccamento chi, allora, chi è che prenotare la convessia in Sannossata, possono venire 2020 Kimbe, sul modulo sono disponibili in Creia. Pure si può pettire a che sia membro del suo comitato di Sannossata. La domanda deve essere presentata entro adesso 27 di aprile, e cioè di questo mese, a sa 7, entro tale data tocca di presentare la domanda, poi dopo sponsor viene su toccamento vissu. Poi vamos a tener appuntamento inveniente, esclusa la presentazione del suo libro di Giuseppina Doneggio, Bambole di Betulla, che a essere su 15 di aprile di questo mese, a sa 6 e su cinema Ariston, va a essere modera Pacchito Farina, relatore Franca Carboni, editore Lisa Cuccui, scrittrice Giuseppina Doneggio, Lega sa poesia, Peppina Pala e Pacchito Farina. Pisemos, non manchemos l'appuntamento. Ecco, poi noi fermiamo un pacco sopra adesso che evento che è stato eresi in Probania e cosa stente che ascolta dal dottor Braina che ha dato delle legalità ed è comunque cosa chi deve rischiare già educatore, il suo babbo, mamma e pure o mastro o professore insomma, però iscrive come si accorciare a sospizzinare chi si deve formare. Ecco qua, pacca la fotografia, la dottor Braina, ecco, bene. Andiamo a innanzi e facciamo questa cronaca della zona nostra, Lula, ovini fuori norma, aziende sanzionate, carabinieri della compagnia di Bitti insieme al personale dell'ispettorato antifrodi del Ministero dell'Agricoltura e ai veterani della SL di Nuoro veterinari della SL di Nuoro hanno ispezionato alcune aziende zootecniche del Nuorese per verificare il rispetto di diverse norme legate in particolare al rigido disciplinare legato alla denominazione IGP
della pecora sarda. Un disciplinare che se rispettato permette alle stesse aziende di ottenere diversi premi da parte dell'Unione Europea. E va bene, pare che appena stappato di formitate, però come che mi sono aumentane, mi manca un appuntamento che non ho compreso perché l'ho brincato e non l'ha passato diretto, però io devo buscare e sasatela diese, ecco, non che l'apo, e comunque questa è una manifestazione di esos pastores, e non ho compreso poi che mica è brincata questa cosa, ma la ponimo qua, è importante, poi este vina a scadenza un attimeggio, dai dimos come mai non veste, eccola qua, che la inviamo in diretta, che la inviamo in modo tale che visite la bolla podata a questo è subbatto, non è che tocca va per mettere dei stentare, insomma, un attimo, okay. Naturalmente quando la scheda fa che l'impresa già scorre, no, non mai come si deve, ecco qua. Che inviamo in diretta e ne diamo stoccamento e siamo un attimo dai nocche poi scusate ho fatto danno ma da B entriamo torna impresse un secondo, ecco qua, ecco, e bisogna storare, un attimo, ecco. Bene, mobilitazione generale pastori e agricoltori sardi, venerdì 4 aprile 2025, ore 10:30. Lo scorteo sono 13, da tre fronti, da sud Autogrill Villa Santa Serrenti, da Salai Castello, da nord Salai Sassari, località Zinniga Santa Giusta, da nord Autogrill Tramazza, cioè questa sala nord-est, insomma, da sala de Nugoro, sala de Nugoro a Boiana Tramazza, a sala de Sassari a Zinniga Santa Giusta e poi Castello Autogrill Villa Santa Serrenti. E i tre cortei si incontreranno nella zona industriale di Terralba dalla statale 131. Per i trattori verranno fornite indicazioni di partenza appena ricevute le prescrizioni delle questure interessate. Si chiede la massima partecipazione. Disemus andiamo avanti. Andiamo al giornale, frode sui fondi europei, aziende agricole sanzionate, stamattina si nuova chiamo lì su il Sara, satiro giornale, questa est Unione Sarda e re prima iti, Nuova Sardegna. Allora, un attimo, dunque, andiamo in occhio a finanziaria disposti a ragionare sempre della regione sarda, quanto pare sa minoranza pare che sia disponibile a ragionare questa finanziaria a chi non si resiste a facere sia l'esercizio provvisorio e l'opposizione apre sulla manovra, l'accordo sulla finanziaria non c'è ancora, ma si intravede la luce, la minoranza è generosa e ha senso di responsabilità ed è disponibile a ragionare per accelerare i tempi di approvazione della finanziaria 2025, ma non su aria fritta, spiega il capogruppo di FDI Paolo Truzzu, nel senso che non possono bastare le risposte sul fondo unico degli enti locali. Il centrodestra le chiede anche sul fronte delle scelte strategiche, sui trasporti, sull'agricoltura, sull'istruzione e sulle emergenze sanitarie. L'apertura è chiara
e l'assessore al bilancio Giuseppe Meloni coglie la palla al balzo. Faccio mio appello. Su diversi temi potremmo trovare intesa che consentano all'Aula di procedere speditamente sulla legge di bilancio. Quindi pare che va fatto un accordo. Però come sono in dodicesimi, bisogna per esempio lo dottore del Sasco, chi non sono pacato, come si deve, insomma, ecco. Oh. Aerei 67 destinazioni nel bando nuove rotte, voli anche per gli USA. Con la pubblicazione della Gazzetta UE prenderà il via la gara tra le compagnie e quindi abbiamo diverse destinazioni, insomma, andiamo da Olbia. Aeroporto di Olbia, Cagliari, Dertumundo, Helsinki, Istanbul, Lisbona, Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Mallorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius, cioè tanta volo, insomma, poi dai Castello sono tanto, da Iaccia, Alghero, Berlino, eccetera, eccetera, da Alghero, Hamburgo, è tanto bello volo che sono a disposizione nostra per non muovere dai quest'isola. Bene. Andiamo da innanzi e vediamo l'isola invecchia sempre meno nascite e record italiano. Il tasso di fecondità per donna 0,91, manco di uno izzu, è nettamente il più basso tra le regioni. Cioè veramente siamo fanalino di coda. Cresce l'aspettativa di vita, l'idea di 3 mesi in più di lavoro, alto là della Lega, non si cambia. Beh, certo, un populismo totale, come questa Lega deve curre dolzicando chi colata, chi costa e chi non costa, insomma, te ne l'importa. L'importante non solo il voto, no? Accordo regione-governo sull'energia. La promessa ora più vicina alla soluzione per l'avvertenza Eurallumina. Eurallumina chiaramente è stancata già da emetta per questione del costo energetico. No? Ieri l'incontro a Roma con il ministro Urso, sospetti su lavori alla Portoverme sospesi, scusate, no, sospetti proprio su lavori alla Portoverme SRL, quindi Portoverme SRL, le schitte, queste cose che ha fatto su montonaglio dei fumi di acciaieria è come che ne fa che reso un montonaglio de salbatteriasa consumata. C'è l'accordo tra governo e regione sul futuro di PEM per l'approvvigionamento energetico della Sardegna, snodo cruciale per la soluzione delle vertenze Eurallumina. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il ministro Adolfo Urso durante l'incontro con regione, azienda e sindacati. Il rilancio narra questo accordo è un passo decisivo, ha detto il ministro, che ci consente di andare avanti nella soluzione della vertenza Eurallumina e di gestire il rilancio industriale dell'area del Sulcis. Regione e Governo hanno approvato l'accordo sul DPCM, decreto ministeriale, energia, già sugli aspetti tecnici, in particolare i porti in cui dovranno essere ormeggiate le gassiere, sia sulle questioni perequative relative alle tariffe del gas che su altre questioni di impianto. Vabbè, stiamo a vedere. Cambiamento codice Ateco, questo potete interessare tutta l'azienda, nuova classificazione. A partire dal 1 gennaio è entrata in vigore la classificazione delle attività economiche Ateco 2025, uno strumento che consente di descrivere in maniera più precisa le attività svolte da imprese e professionisti. L'obiettivo di questo aggiornamento è allineare la classificazione con l'evoluzione del sistema produttivo e con gli standard europei, migliorando l'accuratezza delle informazioni utilizzate per finalità statistiche, amministrative e fiscali. Quindi lo codice Ateco dovrà essere così specifico, per le attività
chi deve individuare. In azione, banda di sardi. L'isola produce criminali, non mafia. Questo è Roberto Saviano, naturalmente magnifica tra Roberto Saviano, su essa colonia sarda. I soldi investiti in cocca o in terreni e case, cioè sui nari chiacchiere al banda, chi naran aiu, e quindi tutti los che naran aiu sono sardoso. I soldi vengono nascosti in un magazzino, tenuti fermi per giorni e giorni, probabilmente nelle campagne livornesi, e il denaro quasi sempre arriva in Sardegna utilizzando ditte di spedizionieri che lo nascondono in doppi fondi, investiti e confetture. È Roberto Saviano, giornalista e scrittore, e pure poliziotto a quanto pare, a ipotizzare quello che sarà dei 3 milioni di euro portati via dai banditi dopo l'assalto ai portavalori di venerdì scorso sulla variante Aurelia. Lo spiega sul suo canale YouTube in un video pubblicato ieri. Gli assalti ai portatori sono sempre più frequenti e sono un pezzo sempre più fondamentale della economia criminale, spiega l'autore di Gomorra. Sono colpi organizzati con una strategia ben precisa, un investimento temporale ed economico importante, un piano spesso costruito in mesi e mesi di osservazioni e informazioni. In ogni caso, sulla variante Aurelia, l'assalto è avvenuto da parte di una banda di rapinatori sardi. Non va dubbio, narra Saviano, e si è scritto. Lo sappiamo perché un video ha raccolto alcuni momenti dell'azione e si sentono i banditi con un accento sardo comunicare tra loro. Ma va, e vabbè. Saviano, abbia che tornate lucina, ma abbia che suonare dai quei puro. Dazi usa un disastro, i governi lavorino per evitarli. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, lancia l'allarme sulla politica di Trump. Temiamo il peggio per alcuni settori, soprattutto per il lattiero caseario, cioè in cui entriamo pure noi. Sì. Nel kit di sopravvivenza il pane carasau, tutto a inteso di questo kit di sopravvivenza europeo in caso di disastro o di guerra, e pare che va pure. Qualche pacco di pane carasato, per su motivo che il pane carasato dura metà tempo, l'altro pane invece dopo una via sto che monte e non lo potremo discutere in crasto. Più in generale più in generale che l'Europa avrebbe diffuso un piano per preparare diversi paesi ad affrontare potenziali catastrofi future come disastri naturali, emergenze sanitarie, incidenti industriali o attacchi settore informatico o militare. E pare che appunto non sorprende che ad attirare l'attenzione, a far discutere, suscitare polemiche, vabbè, no, che scusate non si legga, metta bene, ironia e sarcasmo, in alcuni ambienti è stata soprattutto la parte dei documenti di 18 pagine intitolata Strategia dell'Unione per la preparazione, in cui si spiega ai cittadini residenti dell'UE come prepararsi alla crisi nell'ambito di una strategia che richiede anche un aumento delle scorte di beni essenziali e una migliore cooperazione civile e militare. E vabbè, e no, che bestie, più sul lumino, eccetera, eccetera, e sul pane carasato. Accordo finale sul metano, 2 navi e mezza dorsale, punti d'ingresso a Oristano e a Porto Torres, anche per EP, energia potenziale, punti d'ingresso anche per EP, vabbè, però EP non discute che renare. In aula un bilancio, prove di dialogo.
sul bilancio prove di dialogo, cioè siamo già danno della matessa cosa di prima, cioè della finanziaria regionale sarda, che firma, esempio in spesa di 12 esercizio provvisorio e canto pare che la minoranza è disposta a dare una mano a sa maggioranza. Allora, fine politica di Marine Le Pen, dichiarata colpevole di appropriazione di fondi pubblici e condannata all'ineleggibilità. La leader dell'estrema destra francese deve rinunciare alla corsa per arrivare all'Eliseo. Cioè, in pratica, tutto come sono a favore di questa Le Pen, ma questa Le Pen praticamente sia chi appaccare tutto l'apparato del suo partito o gran parte del suo partito in Francia da parte dell'Europa. Issa che è anti-europeista campaiata praticamente sul partito che già in tracollo finanziario, in pratica campaiata da esso rimborso che li ha chiata l'Europa e non figura una kimbe collaboratore che i collaboratori che devono lavorare in Europa, posso parlamentare europeo e di fatto invece in Francia chi lavora in questo partito. Come però pare che tutto non era che meschinetta e non ha fatto nulla, non ha fatto e che questa è una operazione politica, trovato che la pandata si condanna fino alla condanna di essere esclusa da essa eleggibilità. Ma io ve l'ho lasciata, tanto per di assumatissimo. Scuola, ecco il nuovo esame di Stato. Valditara ha firmato l'ordinanza. La condotta è determinante sui voti in condotta interne per l'ammissione. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha firmato l'ordinanza ministeriale che definisce le modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'anno scolastico 24-25, che avrà inizio mercoledì 18 giugno con lo svolgimento della prima prova scritta, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150-24 in materia di valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, qualora il candidato riporti in sede di scrutinio finale una valutazione inferiore a 6 decimi, non sarà ammesso all'esame di Stato. Va bene, va bene. L'isola perde oltre 9.000 abitanti, è la regione meno giovane d'Italia. L'abbiamo visto pure Sara. I dati Istat descrivono una situazione demografica sempre più preoccupante. Negli ultimi 10 anni la popolazione sarda è scesa di quasi 100.000 unità. Andiamo alla politica internazionale. Myanmar, la faglia è lunga 400 km, no? Che questo spoverito della Birmania praticamente al momento 2000 vittime. Servono aiuti. Speriamo che la comunità internazionale invia tesoro aiuto, che sono necessario a questa povera gente che tra l'altro già stappano pure in una guerra civile. Cioè da un'area adesso la bombardano e mentre già parte Namusu ribelle ata indetto 2 mesi di tregua già sul governo golpista e si china a bombardare. Elezioni presidenziali entro l'anno in Ucraina. Zelensky che smonta su scusa di Putin di denaro in cui non batte elezioni come che in Russia le elezioni che bisogna sia invece arena di anche Russia. Zelensky vorrebbe tempi più rapidi possibili, elezioni presidenziali in vista in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dato istruzioni per avviare i preparativi per il voto questa estate o entro l'autunno, una volta che sarà entrato in vigore un cessate il fuoco totale, anticipa l'Economist, il giornale. Zelensky ha presieduto una riunione dedicata a questo, cioè all'appuntamento elettorale, la scorsa settimana, lasciando intendere
secondo le fonti citate dall'Economist, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all'opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell'unità nazionale. Ieri Donald Trump ha minacciato l'introduzione di dazi contro la Russia e i paesi che acquistano petrolio dalla Russia, cioè praticamente te succede il petrolio della Russia che è in embargo e comprato da gli Stati Uniti non accettano l'embargo e poi viene vendita a gli Stati europei o chi americano, insomma, ecco, tutto in cuore. Però questo io con le scritto toccando. In fiamme 16 Tesla in un concessionario Roma, 16 auto elettriche divorate alle fiamme. Beh, insomma, questo mas è sempre a pedane, pare assumere adesso una tanna, va bene. Li sono toccando la buzzacca. E che pensaia. Musk dona assegni da 1 milione a 2 elettori antigiudici attivisti, cioè praticamente deve eleggere questo giudice della Corte Suprema e questo può influenzare l'elezione di questo giudice pone 2 milioni possono elettori che votano contro questo giudice, che praticamente può eleggere pure ammasettato. Pochi nati in Italia, l'emergenza peggiora. Quindi la Sardegna è il fanalino di coda, ma i nati pure non sono. Putin parlerà con Trump. L'Ucraina, grande esclusa, Kiev alla finestra. Le due superpotenze interessate a lettere rare. No, non interessato alla Sapacche, non interessato, figurati un opaco. Su Stati Uniti e Russia cercano di incontrarsi, ma Mosca continua a bombardare. E beh, Mosca cercando di smannicare tutto ciò che è possibile, che tutto l'appoggio che beste pure da parte del sul italiano. Il clima cambia, Groenlandia nel mirino, cioè Groenlandia, vabbè, di tutto che sono autorizzato da si annettere qualche cosa, non lo annettiamo noi scuro, una rata Trump. E nos annettimos a Groenlandia comunque scambiando sul clima e quindi potete essere pure accessibile, puoi sfruttare le risorse che bisogna. E il First Buddy regala 2 milioni per un voto per l'elezione di un giudice della Corte Suprema USA, cioè questo è tecrenare e influenzare un'elezione che già deve essere illegale, ma questo si permette tutto. Drone russo sul centro ISPRA, spionaggio? Ma non penso che la Russia manda droni, ammesso che sia russo però gai tanto può hackere fotografia sposa bellezza. Le Pen condannata fuori dalla corsa per l'Eliseo, 4 anni di carcere di cui 2 da scontare con braccialetto elettronico e 5 anni di illeggibilità. E quindi praticamente, siccome si vota, mi pare che sia stato messo al 27, a questa elezione non pote partecipare. Il Cremlino narra la Russia, democrazia violata, cioè in Russia in una democrazia che viene a sasardizza, si lamenta che in Francia l'hanno violata la democrazia. Je suis Marine, la reazione dei sovranisti di tutto il mondo. Ultima pagina. Roma, distrutto da un incendio, lo store di Lesa. Store naturalmente granare boteca, ma come il demo de gusto, store di divano, store di cu, store di custate. Io non vinto solo casi che vanno a store. Musk narrata è terrorismo, no, è su che anche ti no è terrorismo. Probabile l'origine dolorosa, ma certo che non potete essere che sono all'utile. Ancora nessuna rivendicazione. Bene, che in questo tancamo riteniamo vera de oie e non diamo l'appuntamento torna a casa a Sama Tesora il durato 29 e 40 i tenove de oie bestia saluto ci riaccodui e poi altre descrizioni ascoltanne tancamo chissà sigla di tancatura
e non diamo l'appuntamento a casa, cioè purtroppo non può durare per spacco di mezz'ora, si teneva e questo si mi chiamano che a tasasora si chiappo a disposizione. A mezzo vedere buona tutto da Bizzi TV, adiosu e mezzo a casa.